Benvenuti alla lezione numero 4 della sezione ruoli e competenze. Bene, oggi ci occupiamo dell'esercizio numero 6, variazione quindi rispetto al numero 5 sul terzo movimento. Osserviamo. Allora, al primo movimento, numero 6, abbiamo una minima che vale 2, accordo Do maggiore. Sul terzo movimento una semiminima e quindi sul quarto le due crome che erano presenti anche nell'esercizio numero 5. Quindi è una via di mezzo tra l'esercizio numero 3 e quello numero 5, se osservate sul pentagramma. Gli accordi sono Do maggiore, Fa maggiore, La minore e Sol maggiore e vediamo quindi, ascoltiamo e osserviamo l'esecuzione di questo esercizio con la ripetizione. Allora tempo 4 quarti, mano destra accordo con il pollice sul Do centrale, mano sinistra l'ottava sotto con il pollice per scendere con le altre dita più in basso. Allora 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Bene, ancora con questo esercizio abbiamo un ulteriore movimento della mano sinistra che quindi potete subito applicare con delle canzoni che conoscete, magari provando a miscelare un po' i vari esercizi ritmici, quindi i vari numeri, i vari 6 esercizi. Un consiglio: se già avete studiato nella parte dell'armonia il legame armonico, provate già adesso ad applicarlo, quindi trovando le note in comune tra i vari accordi, altrimenti aspettate di arrivarci con calma nell'altra sezione, nell'altro capitolo. Per oggi è tutto, quindi nuovo esercizio. Io vi do appuntamento per il prossimo esercizio numero 7, alla prossima lezione di ruoli e competenze, e ancora una volta buono studio e buona musica. Ciao!